Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amiche di Veneto Globe Radio Conegliano, eccoci qui in diretta come ogni sabato, 30 minuti con Bruno Zanette vi porta l'ospite d'eccezione. Però prima di presentarvi l'ospite vorrei andare in quel di Ca del Poggio dove il Prosecco incontra il mare. Qui vicino a me ho Emanuela da Ross. Ciao Emanuela, come stai? Bene, tu? Direttrice del Quindicinale, personaggio che conosco da tanti anni, una scrittrice veramente eccezionale e un'amica carissima. Un'amica carissima, questo è sottinteso, ma poi libri, poi parleremo anche qualcosa dei tuoi libri, quello no? che vuoi. Alberto, anche di cucina. Alberto, tu lo conosci Alberto? Mamma Sì. mia, Caro Alberto, guarda, oggi ti ho portato un ospite veramente d'eccezione, che a te sembra sia l'Emanuela. Ciao Alberto. Non è lei, No. Non è lei l'ospite d'eccezione, cari amici, sintonizzatevi su Veneto Globe Radio Conegliano, così vedete anche le immagini, andate sul Google con il vostro tablet, con il vostro computer, con il vostro cellulare, scrivete Veneto Globe e vedete anche questa trasmissione, oltre che a sentirla. E l'ospite adesso chi è? Tiriamolo su. Si chiama James. James, ma tiri su con la gabbietta, tutto? Con la gabbietta. Sì, facciamo così. Eccolo qua. Qui dentro c'è l'ospite d'eccezione di oggi. Io lo tirerei fuori. Tiralo fuori. Tiriamolo fuori. Perfetto. È un po' terrorizzato. Ho un po' paura, sì, un po' pieno di aiutami. pelini. No, di fieno. Di perché fieno. il fieno. Eccolo qua. Che figure che facciamo Ma perché? in TV, qui a Veneto Globe. Mettilo qua, Non mettilo siamo qua puliti, sopra. tiriamo via i filetti di fieno, Ma perché voi qui che- a Veneto Globe Ci- bisogna andare puliti. Ecco, voi che ci state ascoltando, guardate, voi che ci state vedendo, guardate. Io dico anche quelli che ci stanno ascoltando, perché certo. così possono sintonizzarsi su Veneto Globe e vedere questo eccezionale ospite di E oggi. sentire anche il ruggito del coniglio. Ah, fa ruggito anche? Sì, perché i conigli, lo sanno in pochissimi, in realtà zigano. Cioè, Ah, sì? Lui sembra un animale muto, tranquillissimo, e invece produce, quando è contento, anche in questo momento forse, Sì. un suono quasi, un verso quasi impercettibile. Beh, dopo lo facciamo sentire. Lo zigo o zigo, non so se la Z sia sonora o muta. Ma tu ti sei innamorata di questo personaggio Sì, quanti anni fa? io lo chiamo il figlio peloso. Ah. Ho due figli non pelosi, non tantissimi, sono due figli umani, e poi Umbi, che è il mio figlio più piccolo, 4-5 anni fa ha portato a casa questo batuffolo di pelo nel cestino della bici, e lui è rimasto lì in casa, quindi vive nell'appartamento Vedo che ha preso dimestichezza anche con col il tablet, bancone. perciò lo Sì, fai sì, lavorare sì. anche in redazione. Sì, certo, ogni tanto scrive dei pezzi, degli articoli, Sì. e fa qualche errorino, devo dirti la verità. Beh, ma le poi doppie c'è ogni il traduttore tanto, automatico. poi ha con l'H, senza H, queste cose deve ancora vero. impararle. Però James, è vero, che fai Bruno quello? ha morso tutto il dorso del vocabolario della libreria. Ah, perciò l'ha qualcosa è entrato, prima l'ha no? grattato e poi l'ha morso, quindi secondo me si è Qualcosa è alfabetizzato. entrato. Sì. Ma voi Girati. vi chiederete perché noi abbiamo portato in studio, nella mia trasmissione, un personaggio, questo è il suo cibo, la carotina. Sì. E lui quando la vede... In realtà non gli piace, l'ho non gli piace, l'ho portata soltanto- per fare scenografia. Sì, perché Sì, cos'è? perché Coniglio? Coniglio e carota vanno insieme, insieme, quindi, sì. ecco qua. Allora, vivere con un coniglio, questo è il tema della amare gli animali. Certo. Naturalmente Perché mangio, lo vabbè, spazio dei 30 minuti con Bruno Zanette può anche ospitare ospiti, personaggi di eccezione come un coniglio. Esatto. Poi lui non è Che proprio bello. un coniglio, è il coniglio James. Ecco, mettiamo i puntini sulle Sì, è stato il James, James, ecco. è stato il soggetto anche dei miei post all'interno del mio blog. Pensavo anche di scriverci un libro, ma adesso vediamo un po' come Beh, potrebbe come essere, evolve la sai, storia. tu Il che scrivi soggetto. libri per bambini che vengono letti con
grande soddisfazione perché sono Adesso libri infatti pensavo fantastici. di scrivere un libro per conigli e quindi Ma tu praticamente pensi lui... che poi leggano i conigli? Sì, assolutamente, Ah, lui sì? legge un sacco. E la famiglia, tu conosci la famiglia? Perché sai, i conigli hanno famiglia. Noi abbiamo adottato e c'è l'adozione a distanza, noi abbiamo l'adozione ravvicinata, nel senso che quando io a casa scrivo, lui di solito si sdraia sui miei piedi o sulle ciabatte, quindi c'è l'adozione ravvicinata. E il pelo? Quante stupidaggine che sto dicendo a Bruno Zanetti. Il pelo lo perde una volta all'anno, vabbè adesso lo sta perdendo perché è emozionato, però lascia qualche così residuo. Beh, ma quelli li metti via perché poi mettili dici? via oggi, mettili via domani, una bella pellicetta viene fuori, no? Non è una cattiva idea, oppure un paio di orecchini. Che poi magari vendiamo nel mio negozio, no? Perfetto. Ecco, sì. Allora, guarda che musetto che ha, è veramente simpatico. Se ti giri, quella è la telecamera, vorrei che faceste vedere questa trasmissione ai bambini, perché i bambini amano gli animali. Beh, I bambini, tutti li amano, dai. Sì, tutti amano gli animali, mica tutti amano gli animali, sai. No, dovrebbero. Dovrebbero amare gli animali, però c'è sempre un limite anche là, naturalmente, perché... Sì. Vabbè. Sai cosa c'è, Bruno? Che ultimamente però la gente sembra che ami di più gli animali che gli esseri umani. È quello che volevo dire, non volevo essere Cioè, blasfemo, no, ma siccome tu sei è così. obiettiva, Cioè, parliamone. Ogni giorno decine, migliaia purtroppo di vittime nel Mediterraneo, Brava. Ci sono persone che non hanno le condizioni per sopravvivere, non per vivere in maniera adeguata, e la gente molto spesso è impermeabile a queste tragedie, mentre magari il cane chiuso nella macchina senza il finestrino abbassato manda in bestia un sacco di gente. E quindi l'affezione agli animali, che è positiva perché insomma loro ci danno tantissimo, tant'è che la pet therapy funziona. Si chiama pet therapy? Pet therapy, quindi questa vicinanza e questa comunione di intenti, sta tremando come una foglia con gli animali, comunione d'affetti meglio, funziona bene perché ci dà equilibrio e quindi ci fa allontanare lo stress. Però gli animali sono animali e quindi gli esseri umani e i bambini... No, vanno trattati da animali senza maltrattarli. La dimostrazione è che te, naturalmente questo piccolo animale che è considerato soltanto... Ma devi proprio far vedere il culone alla telecamera, non puoi fare vedere il musetto, perché il culone ha una sua dignità, però il musetto... La carotina qui davanti, vedi? Magari oggi si mette a mangiare anche mi hanno detto, quando vai da Bruno Zanetti a Veneto Globe, non essere te stessa, non essere pelucosa come al solito, perché con lui uso quello che Andrea Zanzotto chiamava il petel, sai quel dialetto per bambini, quelle frasi che tu smucchiate, usavi appena arrivata, però. Quella voce in falsetto. Ma perché tu pensi che capisca meglio il petel? Il petel secondo me capisce bene. Per chi non conosce il Veneto, il petel è il petel è comunque stato... parlare con i bambini. Sì, cioè esportato comunicare. Per Andrea Zanzotto era veramente un linguaggio evocativo e spontaneo e profondo. Grande comunque, Zanzotto, grandissimo. E allora io con lui uso il petel, nel senso che a casa per esempio lo chiamo James e lui risponde, viene, se non ha altro da fare, tipo mangiare le non carote. Ecco. Sì, perché non penso... No, non è obbedientissimo. No, sennò a quest'ora avrei decine di conigli. Poverino, però. Oppure appunto uso questo petel e quindi lo chiamo tanto piccino. Tutti gli amici di mio figlio mi prendono in giro. Allora, vi sembrerà strano una trasmissione come la mia che ospita personaggi come l'Emanuela D'Aros, come redattrice, direttrice del quindicinale e di Oggi Treviso. Oggi Treviso, noi andremo in onda su Oggi Treviso non domani ma da lunedì. Oggi siamo qua in diretta sabato, da lunedì andremo in onda per 3 giorni su Oggi Treviso con questa trasmissione. La trasmissione ogni lunedì va anche su Oggi Treviso, perciò
Emanuela, In effetti lui la guarda ed è una delle sue trasmissioni preferite. Ah sì? Sì, sì. E dice quello è Bruno? Lui assolutamente, Sì? si alza le orecchie così, arruffa il pelo perché lui è un coniglio nano della specie testa di leone. In effetti ha delle crisi di identità perché è un coniglio nel senso che è molto fifone, adesso sta tremando, no? Però poi ogni tanto dice ma e se sono un leoncino e quindi c'è questo ruggito oppure questa voglia di mordere. In effetti mi ha morso a volte. Ha fatto piccoli segnini con i dentini. Morde la mamma anche, sì. Sì, ma per affetto così. Senti un po', parliamo un attimo di te adesso, andiamo, poi torniamo. Poi è anche cicciottello. Ah, non vuoi parlare di te? Tipo grasso come un porzello, dice No, mio ma papà. è magro, poverino, così non desta nessun appetito. È tutto pelo, vero? No, ma così va bene, perché non desta nessun appetito da parte di nessuno, perché altrimenti uno esatto. dice, ma potrebbe anche star bene. Te l'avevo messa come sì, battuta. tu me lo fai sempre con la polenta. La polentina. Bene, parliamo anche un po' di te, visto che sei qui, visto che ho questo onore, perché non è facile avere l'Emanuela Darós. Perché la prima volta che sei venuta qua ho insistito per un anno, eccolo qua. Vedi? Bruno, vuoi una carota? Lui sa che sono amico tuo, perciò vieni a leccarmi il dito. Esatto. Non è una carota il mio dito, eh? No. Va bene? Vedi? Parliamo di te. Sta familiarizzando. L'esperienza, sì. i libri che hai scritto, quanti ne hai scritti? Non lo so, 12, 13, 14, 15, sai che devo proprio fare il conto. E adesso c'è qualcosa in uscita? Sì, cioè? Grazie per avermelo chiesto. Cioè. Beh, allora, a fine estate, inizio autunno, settembre, ottobre, adesso vediamo, uscirà la storia romanzata, però autentica, dell'inventore dei coriandoli. Ma lo presenterai qui nel Veneto come in anteprima? Sì, esce con De Bastiani Editore, l'inventore dei coriandoli, che è poi Ettore Fenderl, questo personaggio straordinario, che è morto a 104 anni. Come me, come succederà a te sicuramente. 108 mi hanno detto. Lui, poi mi hanno detto di non mettere limiti alla provvidenza. Esatto, quindi lasciamo giovani, aperte siamo le fuori, porte. Dentro, Ovunque, guarda. Comunque Ettore Fenderl è un personaggio straordinario perché è nato a Trieste nel 1862 all'interno dell'impero asburgico, quindi ti immagini com'era la sua vita da bambino, da ragazzo. Ed è morto a Vittorio Veneto, dove poi ha comprato quella che chiamava la Tana, cioè questa casa colonica e questo verde bellissimo, quest'area Fenderl, che adesso è un parco socio-culturale pubblico, nel 1966. Quindi ha transitato attraverso la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, con tutte le sue rivoluzioni di costume e tecnologiche soprattutto, fino alla vigilia, se ci pensi, della contestazione. Cioè è pazzesca la vita di quest'uomo, che è noto come ingegnere, come colui che ha creato una delle prime metropolitane al mondo, quella di Vienna, che ha utilizzato l'acetilene per illuminare la dimora dello zar di Russia, che ha creato e messo le premesse per quella che poi Fermi trasformerà nella radiomizzazione, che poi è un termine che usa lui, ma gli scienziati mi dicono che non è così diffuso. Quindi è stato un grandissimo chimico, fisico, ingegnere, però in realtà alla vigilia appunto del suo secolo di vita era conosciuto e noto nel mondo per aver inventato i coriandoli, cosa che lui dice di aver fatto per far colpo sulle mule. Ah, che le mule erano? Le ragazze, perché era a Trieste e quindi... Beh, questa è Emanuela, questa è la cultura di Emanuela. Tu insegni a Vittorio Veneto? Sì. Insegni? Italiano e storia. Italiano e storia. Ha insegnato anche lui l'italiano? Sì. Lui lo parla benino, ha un accento un po' anglosassone, adesso in effetti lui dice Brexit, Brexit, sì, non come noi Brexit, lui lo dice proprio all'inglese, Brexit. Quando sgranocchia dice Brexit. E lui è contento della Brexit? Ma no, lui dice bisogna entrare e non uscire. Beh, lo sai James, quindi... che noi siamo di pensiero diverso, io sono contento. Adesso le mi massacra naturalmente. Okay, ti do solo una carotata sulla testa.
Beh, ma il tema non è la Brexit. No. Però se ci pensi, è una voce onomatopeica che ricorda tanto anche il verso dei conigli quando sgranocchiano. È vero, Brexit. sì. Ma poi ti faccio una telefonata così mi dici Ciao cosa tesorino mio. cosa pensi realmente senza mamma qui, Sì, perché so che tu raccomando. sei d'accordo con me, pensi che è giusto che sia così, anzi l'euro. Beh, ma non parliamo di questo adesso. No, perché lui ha le sue idee politiche, Sì, ma non, sì. non ma non parliamo di coincidono poi politica. con le mie, quindi... Ecco, non Sì. parliamo di politica No. perciò oggi, vedi che è tranquillo qua. Che lui è un coniglio di ferro, sai? Sì? Sì, è un cancelliere. Attento alle calamite allora. Si attacca alla calamita. Bene, allora tornando a quella che è la novità, il tuo libro futuro. Sì, però poi mi fai una promessa. quando esce vengo qui a presentarlo. Sì. Ok, Ma oltre, promesso. quando lo presenterai in qualche luogo, perché adesso si dice location, ma noi Sì. parliamo un po' più italiano. Italiano, In qualche luogo importante io vengo a presentartelo. Perfetto. Cosa dici? Sì, probabilmente Potrebbe poi essere lo un'idea. presenteremo anche all'area Fender e quindi vieni tu senz'altro. Bene, sono d'accordo, per te questo ed altro, perché siamo amici Benissimo. da tanti anni, mi hai fatto intervistare anche il coniglio, perciò Esatto. siamo arrivati al massimo. Pronto. Di qualcosa Bruno, dai. Ecco, sì. Fai una dichiarazione. Sì. E oggi Treviso. Parlami di Recita oggi una Treviso. poesia, dai. Tacciono i boschi e i fiumi e il mar senza onda giace, nelle spelonche i venti han tregua e pace e nella notte bruna alto silenzio fa la bianca luna e noi teniamo ascose le dolcezze amorose, amor non parli, o spiri, sia muti baci e muti miei sospiri. Sai di che è questa Bellissimo, poesia? Ma l'ha recitata con una voce femminile? Pensa che questa poesia è di Torquato Tasso e ha oltre 500 anni di vita. E pensa all'attualità, alla bellezza, Insegna ancora all'armonia oggi. di questa poesia. Certo. Ma la poesia, la letteratura è... Mettiamo via la carota perché sennò Guarda, faccio ma c'ha il delle figure codino pazzesche. piccolo qua. C'ha una Bambini, coda straordinaria. vedete questo eccezionale personaggio? Abbiamo fatto questa trasmissione perché è giusto amare gli animali nella misura giusta. Vero, Emanuele? Esatto. Ecco, continuiamo a dirlo. Che, probabilmente mi sto contraddicendo in questo momento, però dai, stiamo scherzando, sì, Bruno. ma la vita è una contraddizione continua, sai? È vero, Perché è vero. tu incontri dei personaggi che ti sembrano contrari a te, ma poi alla fine sono dentro di te perché fanno parte dell'attualità, del momento, delle situazioni, e allora diventano te stessa, anche se sei contrario di te. Sì, Cosa dici? assolutamente. Scrivilo su un libro che Sì, è vabbè. Bruno Zanetti. Bruno Zanetti, lo metto in anteprima, in copertina. Bene, ecco, ristorante Relè Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Qua a me veramente, quando lo dico sempre, ma perché è fantastico far incontrare il mare nelle colline più belle del territorio, Certo, del Coneglianese, verdissime. in quel di San Pietro di Feletto, dove il prosecco incontra il mare. Si mangia un pesce straordinario. Senti che brezza che c'è del Poggio. È vero, e si beve un prosecchino che è la fine del mondo. Magari alla fine della trasmissione noi andiamo su, chiamiamo Carlo, no? Sì. Perché poi so che Carlo è geloso, andiamo su in quel di Ca del Poggio e andiamo a gustarci un risottino ai frutti di mare. Così parliamo di oggi Treviso. Così parliamo di oggi Treviso. A proposito, oggi Treviso, sì, Sì. cominciamo a parlarne adesso. Sì, Sì. vabbè. No, ma non non vorrei per dire niente. tanto perché oggi Treviso parla da sé con tutte le sue pagine. Pensa che ha adesso, in questo momento, 1.250.000 accessi al mese, cioè È un grande, ma miracolo. è un onore, sai, per noi Veneto Globe essere partner, si può dire, sì, di certo. Oggi Treviso, perché già da quanti anni è stata realizzata questa testata? Mi sembra sfugge, 6 anni. cioè non so neanche l'età del coniglio. 6 anni, Sei anni, mi sei pare, anni, sì. diciamo 6 anni, poi lo metteremo il dato giusto
su Facebook, no? Sì. Ecco. A proposito di Facebook, questo... Social coniglio. Questo, Social rabbit. Questo mezzo straordinario, moderno di comunicare, non è che ha creato qualche problema, cioè noi comunichiamo, ci salutiamo su Facebook, però raramente ci incontriamo, raramente viviamo quello che si viveva una volta, il momento conviviale, anche a tavola, di dibattito, di ascolto, di attenzione verso gli altri. È vero. Sì, allora, anche dicevamo che c'è questa contraddizione, no? Alla base anche della nostra vita. In effetti secondo me è così. Da una parte Facebook avvicina, ti fa trovare magari, che ne so, i compagni di classe che avevi alle elementari, le medie che non vedi da un secolo, persone anche lontanissime geograficamente da te. Dall'altra parte ti isola però dagli affetti e anche delle amicizie che sono a portata di mano, di cuore e di parola live. È uno strumento come tanti che abbiamo adesso a disposizione, bello, secondo me, importante, divertente anche, però è anche, lo sappiamo, pericoloso e soprattutto per i ragazzini vediamo che il bullismo, per esempio, questo bubbone che scoppia, che c'è sempre stato, ma adesso veramente deflagra all'interno soprattutto dell'adolescenza, trova in social come Facebook purtroppo una piattaforma privilegiata per diffondersi e quindi cum grani salis, diciamo in latino. Parlare con te mi sembra di parlare con una fatina del bosco. Ah sì? Sì, perché... non dell'orto, visto che c'è il coniglio. Del bosco, perché sei un personaggio che vive una vita diversa dagli altri, oltre che la serietà dell'insegnamento quando sei a scuola, sei la professoressa. Non è che sono serissima, parlo anche del coniglio. Vabbè, ma nei momenti così, però penso che l'insegnamento da parte tua sia molto profondo per la materia che insegni. Ci proviamo. E poi dentro di te questa voglia di essere bambina, perché scrivere per i bambini vuol dire bambini che c'è... e ragazzi, dai, perché ho scritto, allora, la maggior parte dei miei libri sono rivolti a un target di lettori delle elementari, però poi ho scritto anche dei libri per ragazzi delle medie e anche per giovani adulti, come vengono chiamati, o anche per adulti. Come me. Esatto, tu sei un giovane adulto, quindi saresti uno dei lettori. Hai visto le orecchie? A cui mi quando ho sentito giovane le orecchie adulto, sono bellissime. Così. Pensa che Renzo Piccin, che è il veterinario che mi auguro ospiterai, lui verrà qua col lupo magari, perché lui ha i lupi italiani a casa, dice che la peculiarità del coniglio è quella di avere le orecchie grandi, perché hanno questo senso dell'udito particolarmente sviluppato. Sai che non ho e notato, quindi l'ha preso in giro quando gliel'ho portato per sapere all'inizio tra l'altro se era maschio o femmina, perché ho detto abbiamo cominciato a chiamarlo James, magari è una femmina e si chiama Jane, e invece è un maschio. È un maschio, ma è proprio adesso mi fai notare le orecchie dovrebbe averle lunghe così. Sì, no, ma lui è speciale. Ma non è che le hai tagliate, no? Ma che tagliate? No, sono tagliate. Solo le unghie le ha tagliate. A proposito di animali, c'è questa mania del Pokémon? Ma sai che io cos'è? Non lo so, mi sfugge. Ma la vedo su Facebook, tutti che corrono in giro a cercare questi Pokémon, cosa sono i Pokémon? I Pokémon? Pokémon? Ma tu non sei nonno? No, sì, no. Sì. Sì, ma non so, era questo pupazzotto giallo giapponese, una specie di coniglio però. Lo sai che leggevo su Facebook proprio ieri, poi giriamo tutti lì, no? Sì. Che c'è qualcosa di strano sotto a questo gioco, che è più qualcosa di più di un gioco. Che sì, ma anch'io ho visto questo fenomeno così che sta invadendo anche questo Facebook, oltre che altri social, però ho detto devo indagare, però non l'ho ancora Possiamo fatto. dire ai ragazzi di stare attenti, di non esagerare, di non seguire queste follie collettive. Brava, ecco. Poi approfondiremo anche questo magari in futuro, perché è importante fare i guardiani dei nostri figli, nipoti, giusto?
Certo. Magari sbagliandoci, ci sbagliamo, chiediamo scusa, però se è un modo per mettere in guardia da certi meccanismi di condizionamento, chiamiamoli così, i nostri figli, è Poi meglio noi dire abbiamo una anche cazzata una certa, in più, diciamolo. Sì, esperienza esistenziale, nel senso che tu hai 18 anni, io 17, Certo, quindi insomma abbiamo l'età giusta per Certo. distribuire consigli. Certo, hai visto che hai 18 anni? Sì. Sì, io 17. Si vede? Praticamente devo ancora E tu, transitare James, verso 4. la maturità. Tu non esagerare, 4. tu hai 4 anni. 4 anni a luglio, sì. Allora, cosa ti è sembrata di quest'idea di portare intervistare questo coniglio. personaggio straordinario? Ma, Sai perché? ma- A me è piaciuta perché il coniglio, no, di per sé è un animale stupido, un animale tenuto in gabbia. Adesso ti morde, Un animale Attenzione. che si ritiene serva soltanto per procreare, perché loro sono bravi. Si dice scopare come conigli. Sì, ma, insomma, diciamolo. ecco, perciò Invece sono lui- bravissimi. Sì, invece lui, possiamo dirlo qui Non a lo Veneto Globe, no, è vergine, nel senso che non ha mai avuto una coniglia. Poverino, ma vedi come L'unica ti tratta? fidanzata che ha a casa è la ciabattina. La ciabattina. Sì, lui poverino. abbraccia la ciabattina, Ecco. le dà i bacini e quindi penso E che... li la sua- sfoga tutti i Però suoi- è un amore platonico, tutto sommato. Allora, dicevo, un animale così che normalmente è visto come Ciao, tesoro. un animale da procreazione per le voglie degli umani di cibo, diciamolo. Ah, sì. No? No. Invece Non mangiamo poi coniglio. qualcuno l'ha portato, a parte te, qualcuno l'ha portato in auge come come si può dire, un animale da compagnia. Secondo me è molto fotogenico. Ma sì, è vero, è vero. Ma un Fortunato è molto fotogenico, vero? attenzione al microfono, perché James Ok. te l'ha morsicchiato, Sì. pensava fosse una carotina, e allora... sì, c'è stato qualcuno prima di te che l'ha adottato come animale da compagnia. Non esageriamo però anche qui, Non esageriamo perché siamo alla fine della trasmissione. Ma ti sembra che sia passata mezz'ora? No. Ma è velocissima. Siamo stare qui qui altre con te. 24 ore, dai, ci Sì, facciamo portare sì. il pranzo. Va bene, noi continuiamo. Alberto di Cadelpoggio ci porta quei gamberi lì crudi e un po' di prosecchino e noi stiamo qui fino a domani. Allora, Emanuela, Non so se abbiamo Fortunato è 3 d'accordo. minuti, dobbiamo chiudere. James, vieni qui, saluta il un'altra- pubblico, ecco, guarda la telecamera. Guarda. un'altra poesia, Emanuela? Un'altra poesia. Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere perché... Tanto gentile e tanto onesto pare Bruno Zanette, quant'egli altrui saluta, ch'ogni lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Egli si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuto, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi lo mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E dalle sue labbra, non mi ricordo più le ultime Basta terzine. così perché già sono massacrato. Sì, comunque Dopo di era questa Dante, sarò riveduto e stramassacrato. corretto. Riveduto e corretto. Sì, figurati Questa io, non era figurati. assolutamente concordata, è un'idea dell'Emanuela. No, perché questa è lei- l'idea di Bruno. Ah, ecco, adesso responsabilità. mi mettono proprio Ecco. sulla graticola. Oppure sai. diamo la responsabilità a James, così. Ecco, è colpa sua. Ecco. Bene, io spero che questa James, qui. trasmissione, questa piccola divagazione, si può dire? Ma certo. Sì, dalle solite trasmissioni, no? Ecco, perché devo stare attento come parlo, perché qui ho la professoressa di italiano che mi boccia, Smettila, Bruno. non è mica No, che... più che altro c'è James che controlla. Ah, c'è lui che controlla. Io Sì. spero che vi siate divertiti, che abbiate ascoltato con passione questa trasmissione, perché abbiamo parlato di animali e dell'amore verso gli animali, ma non troppo. E per la simpatia di Emanuela, che lei è sempre fan, io farei sempre le trasmissioni con lei perché non ti mette mai in imbarazzo, interviene nel modo giusto. Grazie Emanuela, grazie infinite, Grazie a te, Bruno. grazie per essere intervenuta, grazie. Tienilo, dagli un bacino, guarda che ti lascia il pelo. Ecco. Ciao a tutti, Ok. arrivederci Ciao a a tutti. sabato prossimo con 30 minuti con Bruno Zanette. Anzi, non a sabato prossimo, lunedì su Veneto Globe. Ciao, Emanuela. Bruno. Ciao.
Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.